possiamo dire senza nessun tipo di problema che nel Veneto, e Vannacci peraltro un vice segretario della Lega, ciò che il movimento si aspetta è che il candidato sia una persona della Lega. Dopo questo è un problema dei partiti, noi non abbiamo, come dire, né potere né vogliamo averlo, perché non è possibile all'interno di un partito che che non è il movimento dà dei contributi, è un ispiratore di idee, un incubatore di idee e cerca di portare avanti ragionamenti di questa natura. Un incubatore di idee, un movimento politico-culturale dedicato ad Antonio Canova. Questo è il team trevigiano del Mondo al Contrario che supporta il generale Vannacci all'interno della Lega ed è costituito da oltre una ventina di persone coinvolte per divulgare gli 8 punti di un manifesto fondato sulla Costituzione, strizzando l'occhio magari al giovane favoloso Alberto Stefani a presidente della regione, mentre un Vannacci candidato non è, ad esempio, pensabile. Questo non ritengo sia possibile nella regione del Veneto, nel senso che, secondo il mio punto di vista, ma secondo il nostro punto di vista, il candidato deve essere un soggetto del territorio, non può essere un soggetto catapultato da chissà dove. Mi sembra che nel partito della Lega ci siano dei giovani, se non un giovane, ma comunque dei giovani che possono aspirare a questo ruolo. Quindi va bene così, l'importante, e lo dico adesso da persona un po' più matura, che questi giovani ascoltino quello che hanno da dire le persone che hanno maturato un'esperienza, perché il tema è lì, cioè altrimenti non c'è progresso culturale, non c'è progresso politico. Al movimento preme chiarire bene 2 cose. La prima è la natura del gruppo. Non è un partito, questo va precisato immediatamente, va anche precisato che non è una corrente della Lega, nel senso che gli iscritti sono sia appartenenti alla Lega che non appartenenti, quindi c'è un forte dibattito interno, ma ci troviamo uniti negli 8 punti del programma. La seconda è l'aderenza alla Carta Costituzionale in ogni punto del manifesto programmatico. Patria, intesa in modo doppio come Italia e Veneto, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizione e lavoro. Questo per capire che il nostro spirito, oltre che essere impostato in una logica di sovranismo costituzionale, è anche impostato ovviamente in una logica di autonomia.